Bella a tutti regà, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Allora, innanzitutto ci tengo a ringraziare tutti coloro che nello scorso video l'hanno guardato, mi hanno dato dei consigli, mi hanno proposto delle idee. Chi ha seguito la live lo sa, era un video a cui tenevo particolarmente e ci tengo tuttora che quanta più gente possibile possa guardare quel video e commentarlo, perché vi chiedo delle cose che sono abbastanza importanti per me e vorrei cercare di far contenta quanta più gente possibile. Quindi andate sotto il video della scorsa volta, ve lo lascio qua, dovrebbe stare qua sopra, ve lo lascio anche in descrizione. Come primo commento, qualsiasi è, ve lo lascio, andatevelo a vedere e mi raccomando, commentate perché è molto importante. L'idea per il video di oggi mi è venuta in mente ripensando alla live, dove è venuto fuori un argomento abbastanza importante per quello che è il futuro del Cagliari, che è ovviamente la questione stadio. Ed ho notato che ci sono dei pareri abbastanza discordanti. Chi ha visto la live già saprà come la penso, però chi non ha visto la live o non ha potuto partecipare, avevo intenzione di farci un video per tastare un po' il polso della situazione anche da altre persone. Allora, sommariamente si può dire che molte persone affermano che il Cagliari non ottiene risultati sportivi o comunque non va oltre la salvezzina e quant'altro perché non ha uno stadio di proprietà e quindi ammesso e non concesso che abbia le possibilità per puntare a una qualsiasi competizione europea, mettiamo caso che il Cagliari ha una rosa che ipoteticamente per pura fantasia quest'anno stava lottando per la Conference League, mettiamo una competizione europea così. Comunque, volente o nolente, l'Unipol Domus o Sardegna Arena o come la volete chiamare, non ha la licenza UEFA per poter ospitare una competizione europea. Quindi, non avendo una licenza per poter andare in Europa, il Cagliari che fa dice mica mi qualifico per l'Europa e poi non ci posso andare, direttamente non mi ci qualifico. Questo è il ragionamento che fanno alcuni. Quindi se tu non hai uno stadio o di proprietà o con una licenza UEFA, tu automaticamente decidi di tua spontanea volontà di non andare a giocare una competizione europea e secondo me già è paradossale come ragionamento fare pensare solo questo, secondo me è veramente paradossale. Ora vi spiego invece quello che è il mio pensiero. Molti, insieme a questa teoria, dicono prima di andare a puntare all'Europa o fare una qualsiasi altra cosa, bisognerebbe fare prima lo stadio. Perché lo stadio porta nuovi investitori, porta altri introiti, comunque ti garantisce, nel caso del Cagliari, se non mi sbaglio, come posso dire, un utilizzo esclusivo, una proprietà esclusiva del Cagliari per 99 anni, dopodiché passerà al comune. E premesso, non andrò ad addentrarmi in questioni politiche perché non sono cose che mi riguardano, non ne so niente, quindi evito di parlarne. Io parlo soltanto del lato sportivo, ok? Piccola precisazione che mi sento di fare. Quindi, il Cagliari, per puntare ad un qualcosa di più, deve prima costruire uno stadio e avere appunto questi 99 anni di usufrutto solo del Cagliari, quindi con introiti solo da parte del club, relativi costi di manutenzione e quant'altro tutto a carico del club e basta. Io vi chiedo, ma siete sicuri che sia effettivamente così? Perché secondo me andare a costruire lo stadio adesso non ti gioverebbe assolutamente a nulla, o meglio, gioverebbe alle casse del club, quello sicuramente. Potrebbe attrarre nuovi investitori?
Sì, assolutamente sì. Ma è lo stadio il fattore che attrarrà nuovi investitori perché il naming della Sardegna Arena è diventata Unipol Domus, quindi anche con un paio di tubi tu riesci a attrarre nuovi investitori perché hai dato il nome dello stadio ad un istituto bancario. Tu penso sia l'unico, o forse uno dei pochi, ma da che ho memoria penso sia l'unico per il momento, l'unica società, perlomeno in Serie A, che ha ceduto i diritti del nome anche del centro sportivo, perché non si chiama più a Seminello, si chiama Cry Sport Center. Cioè è l'unica squadra in Serie A che mi viene in mente, poi se ce n'è qualcun'altra e me la sto scordando fatemelo sapere qua sotto nei commenti, ma al momento è l'unica squadra che mi viene in mente che ha ceduto i diritti del nome del centro sportivo. E non serve uno stadio. Tu l'investitore li attrai anche senza stadio, per come la vedo io. Per questo quello che dico io è che bisognerebbe prima puntare sul risultato sportivo, perché se tu mi fai un nuovo stadio, bellissimo, futuristico, innovativo, quello che vi pare, sicuramente attrai nuovi investitori, ma se tu ogni anno mi fai la solita salvezzina e mi costruisci uno stadio da 25.000 posti, che mi sembra un compromesso giusto, ma in quello stadio da 25.000 posti ce ne vanno 10.000, tu hai uno stadio praticamente deserto, bello futuristico nuovo, ma deserto, in cui la squadra continua a combattere per lo stesso identico obiettivo, ma facendolo con un costo enorme, perché è il costo dello stadio, che poi c'è la divisione tra la regione e la società, quello sì, quindi avrà un impatto minore sulle casse del Cagliari, ma c'è comunque un costo e non ci stai rientrando. Quello che dovrebbe fare il Cagliari, per come la vedo io, è anche la cosa più logica che hanno fatto anche altre squadre. Per dirvi, la Juve, banalmente. La Juve ha vinto 20 e passa, 30 e passa, come la volete mettere, scudetti prima di fare uno stadio. E tra l'altro la Juve non ha fatto nemmeno uno stadio enorme a livello di posti, nonostante sia una delle squadre più tifate in Serie A, perché lo Juventus Stadium o Allianz Stadium, ve lo dico subito quanti posti ha, ma se non mi sbaglio stiamo sui 40.000, 41.507 posti. Non è enorme lo stadio, ragazzi, l'Olimpico è molto più grande. Scusate. Io... L'Olimpico è più grande, San Siro è più grande. Forse addirittura l'Olimpico Grande Torino è più grande. Perché se io cerco Stadio Olimpico Grande Torino. No, cazzata, non è vero. La struttura è più grande, però se ha 25.000 posti, ok. Fregnaccia detta, perfetto. Comunque, non è enormemente grande. E questa è una cosa che va anche a suo vantaggio, perché non avendo così tanti posti, comunque risulterà sempre quasi sempre pieno. Quindi, quello che dico io è fare come ha fatto la Juve, come ha fatto l'Atalanta, per dirvi. Cosa hanno fatto? Loro prima, vabbè, la Juve ha una storia molto più grande, molto più vincente, però prima hanno pensato ai risultati sportivi. Ottenuti quelli, sono stati in grado di attrarre nuovi investitori e conseguentemente lo stadio è una conseguenza, non deve essere il fulcro, deve essere una diretta conseguenza per fare quel miglioramento. Hanno fatto lo stadio. Fine, stop. Sono i casi più eclatanti. Se tu prima riesci a costruire una squadra che magari non direttamente, proprio come ha fatto, prendiamo come spunto l'Atalanta, tra l'altro saluto il mio amico Monta,
e sono contento per loro. Come ha fatto l'Atalanta? L'Atalanta non è che di punto in bianco è andata in Europa. L'Atalanta, quando noi siamo retrocessi, rischiava di retrocedere. Poi ha avuto un excursus. Ha concentrato le sue risorse non su uno stadio di proprietà, ma su costruire una rosa valida, su costruire una rosa competitiva, puntando sul loro settore giovanile e rivendendo i loro giovani. E poi è arrivato tutto. L'Atalanta il primo anno, ragazzi, è arrivata quarta. Quarta. E non è andata in Champions perché all'epoca ci andavano solo le prime tre. Ma era arrivata quarta. E poi tra l'altro fu, se non mi sbaglio, l'Europa League quella che si meritarono in realtà di andare in semifinale ma persero col Borussia Dortmund sul finale. Hanno puntato prima sui risultati sportivi, poi lo stadio di proprietà, uno stadio bello, uno stadio con un ampliamento dei posti e tutto quello che volete, è stata una diretta conseguenza del loro risultato sportivo. E devo dire che l'Atalanta ha puntato molto anche sul fattore provenienza, sul fattore ambientale di Bergamo, perché se non erro, poi chi è di Bergamo mi correggerà, ma c'era anche un'iniziativa per quanto riguardava per esempio i neonati. L'Atalanta forniva, se non mi sbaglio, dei body per i neonati all'ospedale, tutti marchiati Atalanta. Sono anche queste strategie di marketing che pagano tantissimo. L'Atalanta è stata intelligentissima e noi dovremmo imparare da loro. La Juve ha fatto la stessa identica cosa. Ha ottenuto prima miliardi di risultati sportivi importantissimi, poi ha pensato allo stadio. Sapete chi ha fatto il percorso inverso? E ditemi voi i risultati che hanno ottenuto. Vi cito due squadre. Una è l'Udinese e l'altra è il Frosinone. Il Frosinone ha rifatto lo stadio, è passato dal Matusa, dal vecchio Matusa allo Stirpe. È uno stadio bellissimo, il Benito Stirpe, per quello che si vede perlomeno dalle telecamere. Molto moderno, bellissimo, ma se non fosse stato per questo anno in A, che risultati sportivi aveva ottenuto il Frosinone? Niente, niente, assolutamente niente. L'Udinese, l'Udinese, per esempio, no? Udinese. Se io adesso vado a vedere l'Udinese, che tra l'altro ha cambiato anche allenatore, gioca le sue partite al vecchio Friuli, ormai si chiama Blue Energy Stadium, tipo? Sì, Blue Energy Stadium. È stato rifatto quasi da capo praticamente. È stato ultimato, cioè iniziato nel 2013 e finito nel 2016. Ok, io adesso vi dico cosa ha fatto. Niente, squilla il telefono, perdonatemi ragazzi. Perdonate l'interruzione, sempre i call center della mia minchia. Allora, dal 2013 vi dico cosa ha fatto l'Udinese. Allora, nel 2012-2013 arriva quinta in Serie A, fa gli ottavi di Coppa Italia, playoff di Champions e fase a gironi di Europa League. Poi, anzi, facciamo così, così lo vedete anche voi. Ah, ecco qua. Fatemi chiudere Stadio Olimpico Grande Torino. Allora, vedete il 2012-2013 ottiene questo qua. L'anno prima addirittura arriva terza in Serie A. Dal 2013-2014, sì, semifinale Coppa Italia, ma sei tredicesima in Serie A e fai solo i playoff d'Europa League. Da lì in poi, 2014-2015 rischia la retrocessione, ottavi di Coppa Italia.
2015-2016 rischia la retrocessione, ottavi di Coppa Italia. 2016-2017 salvezza, terzo turno. 2017-2018 salvezza, ottavi di finale. 2018-2019 metà classifica, terzo turno. 2019-2020 metà classifica, ottavi di finale. 2020-2021 metà bassa classifica, quarto turno di Coppa Italia. 2021-2022 metà classifica, ottavi di Coppa Italia. 2022-2023 metà classifica, sedicesimi di Coppa Italia. E adesso sedicesimi di Coppa Italia e rischia la retrocessione. Loro hanno fatto un impianto sportivo ancora prima di sviluppare un progetto sportivo. E non è così che si fa. Non funziona così. Perché vedete, i risultati sono questi. Se io adesso vado a vedere, per esempio, pure il Frosinone, no? Frosinone. No, mi ha trovato la città. Mi serve la squadra Frosinone Calcio. Perfetto. Anzi, facciamo tutto insieme, no? Frosinone Calcio. Benito Stirpe. Ecco qua. Tra l'altro con il nome commerciale TPSC Arena. Bah. Allora, è stato ristrutturato dal 2015. Ristrutturato? Da quello che so io, sono stati costruiti in due posti diversi. Però vabbè, può essere che mi sbaglio io. Comunque, dal 2015 al 2017, quindi cominciato nel 2015 e finito nel 2017. Vogliamo andare a vedere? E andiamo a vedere. Allora, se non mi sbaglio, in realtà il Frosinone il primo anno l'ha fatto al Matusa. Dico bene? Vediamo un po'. Non c'è lo stadio? Al Matusa, infatti. Matusa. Ma questa è la Serie B però? No. Eh sì, è la Serie B. No, ho sbagliato. Mi serviva la Serie A. La Serie A. Ecco qua. Dove ha giocato? Al Matusa. E infatti mi ricordavo. Quindi era ancora in costruzione, quindi li dobbiamo prendere dal 2017. Nel 2017 perde la semifinale playoff. Nel 2017-2018 torna in Serie A, retrocede subito in Serie B, ottavo posto in Serie B, decimo posto in Serie B, nono posto in Serie B e, giusto l'anno scorso, stravince la Serie B. Risultati sportivi con uno stadio proprio. Questo è quello che io voglio far capire, ragazzi. Lo stadio non è la cosa prioritaria. Poi per carità ci saranno beghe amministrative, beghe politiche, non lo metto in dubbio. Ma non è quello che ci deve interessare a noi, da tifosi. Non è il posto in cui gioca la squadra che deve essere importante. Lo è, ma marginalmente rispetto alla squadra, perché quella deve essere la priorità. La priorità non deve essere il luogo dove andremo a giocare, ma il risultato sportivo che otterremo. Perché noi non campiamo dicendo, abbiamo lo stadio bello. No, noi campiamo dicendo, siamo in Serie B, siamo in Serie A, abbiamo ottenuto X posto, Y posto. Lottiamo per questo obiettivo o per quest'altro obiettivo. È quella, secondo me, la priorità. Però a quanto pare sono uno dei pochi che la pensa così e per questo sono curioso di sapere voi cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Per voi la priorità è fare prima lo stadio e poi i risultati sportivi verranno di conseguenza? O è prima pensare a migliorare la squadra per ottenere i risultati sportivi che poi porteranno ad un rifacimento dello stadio? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti e detto questo ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!